Allora, grazie a tutti di essere qui presenti oggi per questa conferenza stampa di presentazione del 56esimo concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Noi siamo qui come amministrazione oggi con la gioia di proseguire in questo appuntamento che ci vede convintamente, sempre direi più convintamente coinvolti in questa progettualità, in questa organizzazione, perché riteniamo che questo concorso, che è, come sapete tutti, il più longevo a livello italiano, ha acquisito sempre di più nel corso degli anni importanza per la giuria, le giurie che si sono succedute di qualità, per i cori che sono venuti qui a sperimentare le loro capacità, per i premi che vengono dati e tra l'altro questo è un momento per la città di Vittorio Veneto particolarmente atteso anche dai residenti, perché questi cori che si muovono all'interno della città in quei 3 giorni di competizione creano movimento, vitalità, gioia, portano veramente una ventata in città di musica, che vuol dire appunto vita. Ma io passo immediatamente la parola al sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto, che poi ha un impegno e ci dovrà lasciare. Tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che apre un pochettino per il 2023 l'edizione di quest'anno del concorso corale, nostra tradizione da molti anni. Come vedete, a Vittorio Veneto ci teniamo molto a mantenere le nostre tradizioni e soprattutto con tutta una serie di eventi che vengono svolti praticamente annualmente e ci contraddistinguono, specialmente quelli in campo musicale, fra i quali appunto il concorso corale. Il fatto che siano eventi tradizionali non vuol dire che sia facilitato il percorso di allestimento e di programmazione, anzi ogni anno si cerca di far meglio e quindi ogni anno sempre di più i nostri uffici, il mio assessore Antonella Uliana, i nostri uffici sono chiamati a operare e ripeto non è azione semplice. Io vorrei quindi ringraziare loro per il lavoro che svolgono. Vorrei ringraziare gli sponsor che generosamente ad ogni edizione si ripresentano soddisfatti del loro intervento, come lo siamo anche noi. Io mi auguro che anche quest'anno tutto vada per il meglio e auguro a tutti buon lavoro per la loro soddisfazione e per la soddisfazione dei cori che interverranno in questa edizione. Grazie. Grazie Sindaco, e assicuro da quello che ho visto ieri sera, perché ieri sera abbiamo iniziato con quella manifestazione che è stata chiamata Aspettando il Corale, che ormai da qualche anno, mi pare dal 14, vero Carlo se non sbaglio, dal 14 abbiamo creato per la città di Vittorio Veneto. Io ringrazio ancora chi aveva avuto quella brillante idea, è quell'evento in cui i cori nostri locali cantano in sedi diverse. Quest'anno abbiamo scelto questa sede particolare, speciale, l'Aula Civica del Museo della Battaglia. È iniziato appunto ieri sera con grande successo di pubblico, quindi diciamo che tutte le premesse ci sono perché questo concorso possa proseguire gioiosamente. Io continuo a usare questa parola, ma l'ho percepita nettamente anche ieri sera nel migliore dei modi. Abbiamo voluto poi che questa conferenza stampa, così come l'apertura di Aspettando il Corale, sia collocata all'interno di questo spazio interamente affrescato dal Demin, anche perché questo è un motivo per noi di far conoscere sempre di più all'esterno quelli che sono i nostri gioielli storici, artistici, architettonici. Molto velocemente vi dico soltanto che un paio di giorni fa
ho avuto la sorpresa di avere un libro da parte della filosofa Rigotti, che era venuta a fare una conferenza qui all'interno di un festival, e durante tutta la sua conferenza lei continuava a guardare con gli occhi rivolti verso l'alto, verso quell'affresco. Bene, lei stava pensando ad una figura, la figura della clemenza, che è presente in quell'affresco, che raramente si trova nell'iconografia. Quindi la nostra città, ancora non l'ho detto neanche al sindaco, questo spazio e questi affreschi sono entrati in un libro ulteriore di storia dell'arte, per questo incontro fortuito, casuale, tra gli occhi di un filosofo che guardava mentre parlava verso l'alto. Ecco, quindi l'apertura di questi spazi alle conferenze stampe e anche agli eventi in genere è motivo per noi d'orgoglio e anche di voler appunto far conoscere la nostra realtà. Io direi ora di passare la parola al deus ex della situazione, mentre salutiamo il sindaco che deve andare per un altro impegno improrogabile, che è il maestro Carlo Berlese, coordinatore artistico di lunga data di questa manifestazione. Carlo, a te. Pronto? Sì. Grazie a tutti di essere qua oggi. Siamo un po' in trepidazione perché c'è sempre un'emozione varare la nuova edizione del concorso. Concorso che dopo la pandemia è andato sempre in crescita e si attesta sempre come uno dei più partecipati anche a livello nazionale dei cori. Quest'anno abbiamo 15 cori provenienti da 6 regioni: Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, che gareggeranno in 20 competizioni nelle 5 categorie. Abbiamo la categorie classiche, musica sacra, musica profana, canto popolare e vocal pop jazz, a cui quest'anno si è aggiunta una categoria nuova, quella dei cori scolastici. I cori scolastici sono un'entità in crescita nel nostro panorama corale italiano, grazie anche all'importante lavoro di Feniarco, che nella rete associativa nazionale propone un festival per cori scolastici a Montecatini, che è ripreso quest'anno, anche qua dopo la chiusura dovuta alla pandemia, dove partecipano veramente migliaia di ragazzi di tutte le scuole, che hanno quindi un entusiasmo e un'energia di partecipazione molto importante. Abbiamo pensato che nella scuola, essendo l'agenzia educativa per eccellenza, dove si formano le personalità del futuro, si formano le coscienze, si formano le sensibilità dei nostri ragazzi, sia importante che anche il canto sia valorizzato. E quindi dare visibilità a quei gruppi che si sentono di venire anche a provare un contesto un po' competitivo come il nostro, abbiamo creato questo spazio, questa categoria è dove si troveranno a confronto con cori scolastici, quindi non cori associativi, non cori selezionati particolarmente, eccetera, con lunghe attività, ma proprio cori obbligatori che lavorano all'interno della scuola. È una scelta, abbiamo una partecipazione abbastanza timida quest'anno, 3 cori, abbiamo un coro da Bologna, uno da Modena e uno da Verona, però pensiamo, investiamo in questo e li abbiamo anche mandati a cantare, canteranno venerdì e sabato nelle scuole di Vittorio Veneto, per dare l'esempio ai loro coetanei che cantare anche a scuola è molto bello. Ieri sera ho sentito il primo coro che ha aperto la rassegna aspettando il corale, era il coro della scuola media Cosmo, e vedere 30 ragazzini di scuola media che cantano con entusiasmo e motivazione è proprio un bel messaggio per il futuro della nostra coralità. Quindi importante, contiamo molto su questa novità, speriamo che dia i suoi frutti negli anni. E a questo punto voglio indirizzare un ringraziamento al Comune di Vittorio Veneto, che con grande sensibilità e lungimiranza
sostiene questa manifestazione, che è una manifestazione importante, ci sono tante categorie, tanti premi. I cori che vengono a Vittorio Veneto hanno un trattamento veramente importante, tutti lo riconoscono, quindi grazie al Comune, grazie alle collaborazioni, i patrocini, Feniarco, ASAC, la sezione, il coro ANA di Vittorio Veneto e a tutti i partecipanti, perché senza il lavoro di grande passione di tutti questi maestri e di questi coristi non sarebbe possibile portare alla luce queste preziosità del mondo amatoriale, perché non dimentichiamo mai che questa è espressione di amatorialità con la A maiuscola, cioè di chi mette tutto se stesso e tutte le sue possibilità per raggiungere un'idea di bellezza, un'idea di gioia, come diceva l'assessore, che si trasmette quando si sente cantare un coro bene e che per tutti noi è molto importante. Un grazie anche alla preziosa rete di sinergie dagli uffici del Comune, le collaborazioni, gli sponsor che permettono tutta questa macchina di stare in piedi. Auguro a tutti di vivere questo importante evento musicale nella gioia del canto, nella consapevolezza dei grandi valori di tradizione, cultura e musica che la coralità italiana esprime. Grazie a tutti. Grazie al maestro Carlo Berlese. Insomma, le parole chiave sono gioia, gioia, collaborazione. E c'è bisogno per questo anche di avere chi sostiene da tanti punti di vista. Io chiamerei allora qui Marco Forneaser, General Manager di Feniarco, e Pierluigi Galeazzo, segretario regionale ASAC di Vittorio Veneto, per... Sì, potete sedervi tranquillamente qua. Buongiorno a tutti. Feniarco, la Federazione Nazionale dei Cori, è lieta di portare il suo contributo culturale, il suo sostegno e il suo vivo apprezzamento a una realtà importante, storica, come abbiamo già sentito, che ha oltre mezzo secolo di vita. Trovare un'amministrazione comunale che crede fermamente nei valori del canto corale, della musica, e che con tale passione e impegno si dedica a valorizzare quella che noi chiamiamo coralità amatoriale nel significato più genuino del termine, cioè amano quello che vanno a fare, è davvero un vanto per l'intera nazione e Feniarco ne è profondamente grata. Porto il saluto anche da parte del presidente Ettore Galvani, che oggi si trova all'estero e non può essere qui, e siamo pertanto sempre al fianco delle realtà importanti che vogliono promuovere il canto corale. Il canto corale che per noi rappresenta una sorta di espressione vitale, che rappresenta un modo di fare cultura, di fare socialità, di crescere, e tra questi elementi con grande favore abbiamo visto l'inserimento quest'anno della categoria dedicata ai cori scolastici, di cui abbiamo sentito parlare dal coordinatore artistico, il maestro Carlo Berlese, perché proprio crediamo e lavoriamo costantemente affinché la coralità diventi parte della quotidianità dei ragazzi, a scuola, a fianco alla matematica, a fianco all'italiano, a fianco a tutte le materie importanti. La musica e il canto corale, che è l'espressione più immediata di quello che è fare musica e fare qualcosa insieme. Non dimentichiamo che la voce è lo strumento che tutti possono avere senza dover sostanzialmente imparare nulla e senza dover chiedere nulla ad altri, ma tutti possono avere la propria voce. Ecco, l'unione e la fusione delle voci diventa un prezioso strumento
appunto per la crescita delle future generazioni. Non per niente spesso si parla di coralità anche fuori dal nostro specifico contesto. Quindi non mi resta che augurare il miglior successo possibile, vista anche la qualità dei cori presenti al concorso, ringraziando tutti coloro che se ne occupano, dal sindaco all'assessore, a tutto lo staff del Comune di Vittorio Veneto e a tutti coloro che avranno la fortuna e l'onore di assistere a queste esibizioni. Quindi buon concorso. Buongiorno a tutti. Perché ASAC al concorso di Vittorio Veneto? Direi per una serie di motivi. L'ASAC è l'associazione che rappresenta i cori del Veneto, sono circa 270, e il concorso risiede in Veneto. E da sempre l'ASAC è legata al concorso perché il suo promotore e fondatore, il maestro Efrem Casagrande, è stato anche cofondatore e primo importante e lungimirante presidente di ASAC per oltre 10 anni. Perché l'ASAC, la cui denominazione appunto è Associazione Sviluppo delle Attività Corali, oltre alla parte concertistica e organizzativa, ha sempre posto un'attenzione particolare alla formazione dei coristi e dei direttori per elevare la qualità artistica dei cori. Partecipa quindi all'organizzazione del concorso con un commissario artistico nella commissione artistica e nella commissione giudicatrice. Favorisce e promuove la partecipazione dei cori ai concorsi e promuove questa attività non tanto come momento di competizione al fine di primeggiare, obiettivo comunque lodevole, quanto piuttosto come pretesto ed occasione per svolgere e sviluppare l'attività formativa del coro mirata a conseguire il miglioramento della propria qualità artistica. Su questa ottica che da tempo è stato anche promosso lo Study Tour, cioè un percorso parallelo al concorso guidato da un maestro esperto di coro per guidare i direttori e i coristi preparati a seguire il concorso per poi analizzare partiture, commentare e giudicare quanto hanno ascoltato. È per favorire questa partecipazione che appunto l'ASAC ha assegnato un premio, assegna un premio al miglior coro iscritto e poi consegna un premio a ciascun coro primo classificato nelle varie categorie. L'auspicio è quindi quello che più cori si impegnino a partecipare ai concorsi come obiettivo ed occasione per migliorare. Ritengo doveroso un ringraziamento al coordinatore artistico, al maestro Carlo Berlesi, alla segreteria organizzativa ed anche un plauso all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che, pur non mancando situazioni di difficoltà, ha saputo fare la scelta politica di mantenere attivo negli anni questo storico concorso nel panorama nazionale, mostrando un occhio di riguardo anche al mondo della coralità. Auguriamo quindi un buon successo al 56esimo concorso nazionale città di Vittorio Veneto. Grazie per l'attenzione. Grazie, io mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti e aumento il ringraziamento nei confronti degli sponsor che chiamerei adesso, se vi accomodate, per cortesia. Non c'è Stefano Zanette per il consorzio Prosecco Doc, ma c'è Flavia Della Nora che lo sostituisce. Flavia, se vuole accomodarsi, e Carlo Antiga, che non c'è, ma c'è Salvador, presidente Banca Prealpi di San Biagio. Buongiorno a tutti, riporto innanzitutto i saluti del presidente Stefano Zanette che non è potuto essere qui con noi oggi. Come consorzio siamo onorati e felici di supportare di nuovo questa storica e rinomata iniziativa culturale che vede Vittorio Veneto come protagonista nel mondo della musica. Tra pochi mesi si riaccenderanno i riflettori con il concorso
di violino, città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc, e ci vedrà di nuovo con il ruolo di main sponsor. Questo a testimoniare l'impegno che Prosecco Doc pone alle iniziative culturali e l'impegno che rivolge al suo territorio. Perché Prosecco Doc, prima di essere un vino, è appunto un territorio di origine, un territorio che dà tanto a Prosecco e che Prosecco vuole restituire con riconoscimento e gratitudine. Per questo selezioniamo attività di rilievo, ricche di storia, cultura e valori, come il concorso corale nazionale Trofei Città di Vittorio Veneto. Il Consorzio non supporta solo le tante belle iniziative della città della musica per eccellenza, ma supporta ad esempio la stagione teatrale del Teatro Stabile del Veneto con i suoi teatri a Padova, Venezia e Treviso. Porta la musica nelle vette di Cortina d'Ampezzo, quindi nella Perla delle Dolomiti con Cortina Teatro, ed ha attivato collaborazioni con importanti realtà museali come il Museo del Design di Milano e i musei civici di Treviso, ad esempio. Questo perché appunto l'arte e la cultura sono i principi cardine del Consorzio e non possiamo non essere presenti in importanti realtà culturali del nostro territorio, appunto. Quindi ringraziamo il Comune di Vittorio Veneto per darci l'opportunità di supportare queste belle iniziative. Grazie ancora. Grazie. Sì, è la seconda volta che ti promuovo, Flavia. Grazie, buongiorno a tutti. Io porto un saluto del pulsante che accende il microfono, deve accendere il microfono. Adesso? Grazie, scusate. Ricomincio. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del Presidente Carlo Antiga, impegnato in un altro evento istituzionale del Consiglio di amministrazione e della direzione. Innanzitutto complimenti ancora per chi è riuscito a organizzare anche il 56esimo concorso nazionale vocale e è stato richiamato da più parti, dall'assessore Uliana, dal maestro Berlese, la gioia. Mi sembra quasi la continuazione di quell'evento che è stato fatto l'anno scorso, che ha riguardato il tema della gioia, no? Promosso proprio dal Comune di Vittorio Veneto. C'è un filo logico che unisce gli eventi nel Comune di Vittorio Veneto, la gioia. La gioia per chi organizza e la gioia per chi partecipa. E ecco, il coro, vediamolo come un elemento di inclusione in cui tutti ne possono far parte e il maestro attraverso le regole detta quelle che sono, no? Le modalità per stare assieme. Ecco, questo è un modello di vita, vogliamo prenderlo anche così. Bene quindi che sia portato anche ai giovani, alle scuole, perché si comincia dalla scuola a formare le persone e gli adulti di domani. Quindi l'inclusione è un elemento per poter lanciare un messaggio ai ragazzi che in questo mondo, io dico, siamo tutti immigrati, no? Perché siamo qua e dobbiamo per forza stare assieme. Abbiamo un mondo, lo dobbiamo gestire. Ecco, bene quindi questa lungimiranza nei confronti dei giovani e la loro inclusione. Banca Prepi San Biagio ha un occhio particolare da sempre a quello che è il mondo giovanile, ad iniziare dalle scuole dove siamo presenti attraverso il supporto di programmi particolari che altrimenti senza il nostro sostegno non sarebbero possibili. Ricordo ad esempio il sostegno che diamo al Beltrame o all'Istituto Casagrande. Siamo presenti nel mondo dello sport attraverso il sostegno alle società che hanno a cuore il bene dei ragazzi. Siamo presenti nel campo della prevenzione delle malattie attraverso visite specifiche, promozione di eventi, anche convegni. Siamo presenti anche nel mondo del volontariato in genere,
nel mondo degli anziani attraverso il sostegno anche alle iniziative loro. Ecco, diciamo che oltre ad essere banca e fare il mestiere di banca, siamo anche attenti a quelli che è il territorio. Quindi il territorio inteso come forze economiche, ma anche come persone, come associazioni, come scuola, come tutto quello che attiene al mondo, all'universo della persona. Ecco, quindi se siamo presenti anche questa volta, l'assessore Uliana fa parte del nostro DNA. E il nostro Presidente ha coniugato, il nostro è un organismo non modificabile geneticamente, perché noi lo abbiamo dentro di noi, questa predisposizione a essere parte del territorio, aiutare il territorio per raggiungere un benessere sociale. Quindi il benessere sociale inteso come progresso, non solamente come sviluppo, ma come progresso. E il progresso attiene proprio alla persona. Quindi complimenti ancora per quello che fate. Ci troverete sempre al vostro fianco finché tutto questo possa essere a beneficio di tutti. Grazie. Sì, no, io volevo concludere prima di lasciare spazio alle eventuali domande dicendo che ben vengano questi organismi non geneticamente modificabili come il vostro, ma anche come quello rappresentato qui da Flavia Della Nora del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, perché noi sappiamo di avervi sempre a fianco in queste iniziative. Sappiamo che la vostra convinzione si basa su queste radici che ci avete benissimo descritto nei vostri 2 interventi e sappiamo anche, e di questo vi ringraziamo, che oltre a essere presenti con il concorso nazionale corale, ci state dando già anche una mano per il concorso internazionale di violino. Faccio solo presente che questo comune, piccolo comune se vogliamo di Vittorio Veneto, con le sue forze voglio dire organizzative, non economiche, perché lì dobbiamo anche appoggiarci, sta organizzando il concorso corale che adesso troverà il suo inizio, contemporaneamente all'organizzazione del concorso internazionale di violino. Quindi tutti quanti noi siamo consapevoli di quanto questo significhi lavoro, anche super lavoro, per chi concretamente se ne deve occupare. Ma noi ci teniamo molto perché crediamo che questo sia il vero senso e significato di una città che ha la musica nel suo DNA e che quindi si deve fregiare di questo nome di città della musica. Grazie e se avete delle domande da rivolgerci siamo qui. Se posso solamente una notazione, in questa sala sulle pareti ci sono le effigie di tante virtù. Ecco, diciamo che anche qua dentro l'ambiente, l'atmosfera porta proprio ad essere disponibili verso quelle che sono le aspettative. Poi no, in questo momento un pochettino così di precarietà, vuoi per la guerra, vuoi perché c'è stata la pandemia, eccetera. Ecco, qui dentro siamo in mezzo alle virtù. È per quello che vi portiamo qui. Avete domande? Scusa Claudia che ti dà il microfono perché... No, sono confermati i classici, quindi teatro da ponte. Sì, sono confermati. Allora, il concorso inizierà venerdì 26 maggio al Teatro da Ponte alle 17 con la competizione dei cori scolastici. Sabato mattina 27 la polifonia sacra la riportiamo alla Spieve di Sant'Andrea di Bigonzo, che è un contenitore artistico bellissimo, oltre che di fede naturalmente. E ha un'acustica molto adatta a questo tipo di repertorio e quindi i cori che canteranno lì si sentiranno veramente in armonia con la scatola sonora in cui risuonano.
Il pomeriggio alle 3 la polifonia profana al Teatro da Ponte, alle 17 il canto popolare sempre al Teatro da Ponte e alle 21 il concerto straordinario del coro da Camera di Torino al Duomo di Serravalle. Per ragioni di capienza, perché qui ci sarà una grande partecipazione come c'è stata l'anno scorso per il coro giovanile italiano. Ricordo che il coro da Camera di Torino nell'edizione 21 ha vinto tutti i premi delle categorie dove ha partecipato e anche il Gran Premio Efrem Casagrande. Quindi sarà sicuramente un concerto molto, molto interessante. Tutti gli ingressi sono liberi. Si richiede la prenotazione solo per il concerto finale del Gran Premio, che sarà domenica pomeriggio. Allora, domenica mattina alle 11 al Teatro da Ponte la categoria Vocal Pop Jazz, alle 17 il concerto le premiazioni, il concerto dei migliori cori classificati per l'aggiudicazione del 28° Gran Premio Efrem Casagrande, sempre Teatro da Ponte. Qui ricordo che ci vuole la prenotazione perché i posti del teatro sono sicuramente inferiori alle richieste che avremo di partecipazione. Una piccola notazione, noi lo diamo sempre per scontato, ma l'affetto della città per Efrem Casagrande è grandioso. Tutti i vittoriesi che incontro mi dicono Efrem Casagrande l'ho conosciuto, un grande. Io ho anche l'onore di dirigere quello che è stato il suo coro, il coro ANA di Vittorio Veneto, e i coristi non mancano mai di ricordarmi tutti gli aneddoti vari. L'anno prossimo ricorrerà il centenario della nascita, nato nel 1924, e quindi sarà particolarmente ricordato e festeggiato nell'edizione prossima, sia del concorso che di altre attività che saranno proposte. Ma non anticipiamo nulla. Certo. Qualche altra domanda? No, bene, allora ringraziamo tutti e arrivederci al concorso corale e anche aspettando il corale. Grazie. Lasciati trasportare dalla leggerezza che ispira.